Oggi parliamo di una notizia che negli ultimi giorni ha fatto realmente scalpore. Si tratta di una impresa tedesca che offre servizi finanziari di varia natura e che si chiama Wirecard. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Questa società, prima di finire sotto i riflettori quest'anno, era già stata nell'occhio del ciclone ben 2 volte nel 2017, per il semplice motivo che offriva conti offshore, cioè in paesi a bassissima fiscalità, di fatto paradisi fiscali dei quali ho parlato nel video qui in alto a destra, e soprattutto gestiva dei pagamenti illegali per alcuni casinò online. Sostanzialmente negli ultimi giorni l'accusa che le è stata posta è di aver dichiarato, ad esempio nel bilancio o comunque in documenti ufficiali, di avere 2 miliardi di euro da parte che in realtà non possiede. Come dite, vi ricorda qualcuno qualcosa? Ovviamente se siete iscritti di vecchia data a questo canale vi ricordate che nel video qui in alto a destra ho parlato del caso Parmalat, in particolare di Callisto Tanzi che diceva di avere 4 miliardi di euro, quindi il doppio rispetto a questa società, di euro da parte, che non aveva però, non esistevano quei soldi. Stessa identica cosa. E la domanda è sempre quella: per quale motivo vengono fatte questo genere di cose? Cerchiamo di dare una risposta. Di motivi ce ne possono essere svariati, ce n'è uno in particolare però che è molto lesivo per noi, e cioè il fatto che questa impresa voglia far credere alle altre persone che la loro società va bene, che ha dei soldi in più rispetto a quelli che ha. E questo per quale motivo? Il semplice motivo che vuole accedere al credito, quindi farsi prestare i soldi da banche o da privati, a tassi un po' più contenuti. Per farvelo capire meglio, farò un esempio. Pensate ad esempio allo Stato italiano. Se un domani dichiarasse di non avere 2000 miliardi di debito, ma di essere in pareggio, non abbiamo debiti di nessun tipo, a quel punto tantissimi investitori in più investirebbero in Italia. Il semplice motivo che non abbiamo più bisogno di interventi della BCE e siamo un'economia sana. Invece non è così. Capiamo quanto è grave questa situazione dal caso Parmalat stesso. Gli investitori che pensavano che la società andasse bene mettevano dei soldi cercando di guadagnarci. Invece stavano, in realtà, non lo sapevano, ma stavano mettendo i loro soldi in una fornace. Non sto scherzando, prestare soldi a questo genere di società significa letteralmente bruciarli. Non sapete quanti addetti ai lavori, quante persone del mestiere hanno bruciato tantissimi soldi nella Parmalat. Ci sono banchieri, consulenti finanziari, tantissime persone che hanno perso quasi tutto. Dare pubblicamente informazioni false sulla propria impresa può essere disastroso, può avere delle conseguenze gravissime. Ci sono famiglie che sono finite sul lastrico per colpa della Parmalat. Uno cerca di risparmiare una vita e fare gli investimenti più sicuri e migliori possibili e poi in un soffio questi soldi te li vedi levare tutti quanti perché non esistono più. Tornando al nostro caso, il CEO Brown, esattamente come Tanzi, si è dimesso pochi giorni prima dell'arresto. È stato portato in prigione e poi scarcerato su cauzione, una cauzione di ben 5 milioni di euro. Questo è di base lo scandalo, questa è la superficie. Tuttavia, sotto la superficie sembra esserci uno scandalo ancora maggiore, un meccanismo perverso che adesso vi vado a spiegare. Secondo quanto ricostruito da Bloomberg, questo Brown ha deciso di comprare il 7% delle azioni di questa società prendendo a prestito dalla Deutsche Bank 150 milioni di euro. E sapete perfettamente che per fare questo genere di operazioni, cioè farsi prestare così tanti soldi, serve una garanzia. Cosa ha posto come garanzia? Le azioni stesse. Nel momento in cui non è in grado di ripagare i 150 milioni, la banca si tiene le azioni e le rivende per rientrare del proprio investimento. Chiaramente acquistare questo quantitativo di azioni non è esattamente sicuro, è abbastanza rischioso come investimento. Le azioni non sono un buon investimento per la conservazione del valore, o almeno non sempre. Delle azioni comunque ho parlato nel video qui in alto a destra. Se vi ricordate, ad esempio durante la crisi del 29 si diceva che le azioni crescessero sempre di valore. In realtà no, il prezzo delle azioni non sale sempre. Anche della crisi del 29 ho parlato nel video qui in alto a destra. Ad ogni modo, non è detto che le azioni, nel momento in cui decrescono di valore, quindi il loro prezzo cala, poi in un secondo momento torni su questo prezzo. Quindi il prezzo può calare di tanto e può non risalire più. Non fate l'errore di pensare che se un'impresa è troppo grande non può fallire. Le imprese più grandi falliscono, lo dimostra la crisi del 2008. Ora quindi torniamo alla nostra storia. Abbiamo questo Brown che ha acquistato 150 milioni di azioni
e se la banca dovesse cercare di recuperare il proprio investimento potrebbe vendere queste azioni. Tuttavia, queste azioni ora valgono il 90% in meno rispetto a quando le ha comprate. Si può letteralmente dire che la garanzia che ha dato la banca in questo momento non valga assolutamente nulla rispetto a quanto la banca gli ha prestato, per il semplice motivo che per ogni 10 euro che gli ha prestato la banca può ritornare del proprio investimento di 1 euro solo, quindi vendendole ha dato 10 euro e gliene torna indietro 1. L'idea iniziale di Brown era acquistarle e poi rivenderle in un secondo momento quando il prezzo sarebbe salito. Ora però valgono il 10%, quindi abbiamo un problema. Quello che si stanno chiedendo tutti è come farà la Deutsche Bank a recuperare il proprio investimento e a tappare questa perdita. E la risposta è purtroppo in una cosa che non conoscete, della quale non posso parlare in maniera approfondita in questo video perché non vi ho ancora spiegato la crisi del 2008, quindi le SPV, voi non sapete che cosa sono. Cercherò però di spiegarvelo in maniera più semplice possibile in attesa di un prossimo video a riguardo. Dovete sapere che per stringenti regole di vigilanza ogni banca deve scrivere nel bilancio quali crediti ha verso delle persone che probabilmente li pagheranno e quali sono invece dei crediti che loro ritengono non verranno pagati o comunque non riusciranno ad essere rimborsati del tutto. Questo perché se hai un credito di 100.000 euro verso Google è un conto, ma se hai un credito di 100.000 euro verso un senza tetto, difficilmente vedrai un centesimo. Perciò, nel bilancio è giusto che venga reso pubblico e quindi scritto in chiaro quali crediti non pensi che verranno rimborsati. L'idea quindi è che questo credito vada svalutato. E che cosa significa? Che se io vanto un credito di 100.000 euro verso una persona e ritengo di poterne recuperare solo 20.000, il resto si ritiene svalutato, non prevedo di recuperarli. In previsione di queste perdite tu fai degli accantonamenti, quindi metti da parte dei soldi per tutelarti rispetto a quei soldi che probabilmente non vedrai mai più. Esco immediatamente da questo argomento perché non tutti conoscete il bilancio e quindi vi rimando a video futuri a riguardo. Ora quindi veniamo alla vera porcheria, alla vera truffa, alla vera barbarie finanziaria, ok? Esistono delle società create dalle banche che acquistano questo tipo di crediti, quindi crediti che non verranno probabilmente mai rimborsati e ora capiamo per quale motivo lo fanno. Di solito quindi abbiamo una banca e una società creata dalla banca. La prima ha un credito di 100.000 euro che comunque non vale 100.000 euro perché abbiamo detto che probabilmente verrà rimborsato pochissimo di quei 100.000 euro. Lo vende alla seconda società che lo paga però 80.000 euro, meno del suo valore originale, ma molto di più di quanto realmente valga. Per questo motivo si può dire che la banca abbia ottenuto ben due benefici. Il primo è togliere dal bilancio un credito che è tossico. Il secondo è di aver limitato fortemente le perdite derivanti da quel credito tossico. Quindi ora tutti si staranno chiedendo per quale motivo la seconda società dovrebbe acquistarli a quel prezzo. Non ne vedo il senso. Il senso è che questa società non fa sostanzialmente niente, prende questo credito e lo cartolarizza. Cartolarizzarli significa semplicemente renderli dei titoli acquistabili sul mercato. Quindi all'inizio erano dei prestiti erogati dalla banca e finiscono per essere dei titoli acquistabili sul mercato. Sono esattamente delle obbligazioni, delle quali abbiamo già parlato qui in alto a destra. Ed esattamente sapete chi li compra? Noi investitori. Ed esattamente sapete chi ci perde? Noi investitori. In pratica la banca fa delle pessime operazioni, poi ripulisce il proprio bilancio e noi ci perdiamo andando ad acquistare questi titoli sul mercato. E perché dico che ci perderemo? Per il semplice motivo che il debitore non è cambiato, è sempre quello. La banca ha prestato 100.000 euro a un senza tetto, quel debito è tossico. Quasi sicuramente non rivedrete più un centesimo di quei soldi. Ma questa cosa la state acquistando voi risparmiatori e non più la banca, non è più nella pancia della banca. In conclusione facciamo un piccolo riassunto di tutta quanta la vicenda. Brown era CEO di una società che già era truffaldina di suo. Chiede alla banca un prestito di 150 milioni di euro per comprare il 7% delle azioni di questa società, che era truffaldina. Le azioni di questa società sono crollate del 90%, il prezzo delle azioni di questa società è crollato del 90%. Quindi la banca che cosa fa? Ha un credito tossico in pancia. Cosa facciamo? Ripuliamo il nostro bilancio, la diamo a una società veicolo. La società veicolo cartolarizza questo debito, lo rende un titolo acquistabile sul mercato e chi ci perde sono i risparmiatori.
Questo genere di argomenti merita assolutamente un video a parte, fatemi sapere qui sotto nei commenti se lo volete, ma io sicuramente lo farò anche se non vedo tantissimi commenti, perché è una cosa che mi ha lasciato esterrefatto direttamente la prima volta che ho studiato. Già dalla prima volta ho detto, cos'è sta roba? Scusate se mi sono scaldato particolarmente, ma questo genere di ingiustizie mi sta un pochino sulle scatole, ok? Quindi il video comunque è finito qui. Io vi invito come sempre a iscrivervi qui sotto e attivare la campanellina, mi raccomando, è importantissimo. Commentate se volete altri video del genere o comunque di quell'argomento che vi ho detto poco fa. Io vi lascio all'accettazione economica, sono ancora sufficientemente caldo per questo genere di notizie, non mi piace per niente l'andazzo che hanno preso certe cose. Ciò che non abbiamo oggi, non abbiamo avuto ieri e non lo avremo domani si chiama stabilità economica.